Celebrato ieri il Soroptimist Day, una giornata che ha voluto porre l'attenzione sulle tematiche e le riflessioni legate ai diritti umani, che rappresentano il fulcro della missione Soroptimista. Grande partecipazione delle socie guidata da Jana Simpanen, che si sono ritrovate poi nel corso di una cena, occasione per lo scambio di auguri in vista delle festività natalizie. Io sono molto felice di essere qui, mi sento a casa, mi sento in famiglia, perché Agrigento ha rappresentato per me momenti particolari della mia vita nell'Unione e abbiamo cominciato a creare una squadra di amiche, 6 amiche che lavoravano nell'area, e ci sembrava che il Soroptimist fosse quello, perché non abbiamo mai litigato, non abbiamo mai avuto opinioni distanti, sicuramente diverse, abbiamo lavorato tutte per una per tutte. Sono ritornata ad Agrigento come vicepresidente, presentai l'App Show, no? E sono oggi qui come presidente eletta e non me ne rendo conto neanche io, perché sapete bene che non è stato semplice, ma Agrigento mi ha dato l'appoggio in un momento molto importante, io non lo dimentico. Scusatemi, sono emozionata, ho 65 anni, ho fatto tante cose nella vita, ma fare la presidente del Soroptimist International è un'enorme responsabilità e ho bisogno di voi, veramente, non nelle cerimonie. Sono felicissima di essere qua oggi, il mio incipit. Raccontavo alle amiche che tante mi hanno invitato per il Soroptimist Day, ma quando Jana mi ha detto vieni ad Agrigento, ho detto sono libera, perché per me l'incipit è questo. Cominciamo dall'ultima club, forse italiano, per arrivare al primo, forse cominciamo dal primo per arrivare all'ultimo, perché il Sud ha bisogno di un altro Soroptimist. Lo dico qua perché io sono del Meridione. Non c'era una presidente della Campania da 70 anni e non è un caso. Abbiamo avuto presidenti meridionali, sono pochissime e sono donne eccellenti. Io forse non sono una donna eccellente, ma sono una donna che ha una grande passione e vorrei il club con me, tutti i club con me, semplicemente. È una serata importante, nel calendario Soroptimista è la serata più importante. Tutti i club Soroptimist nel globo sono riuniti stasera e riflettiamo insieme sull'importanza, sul nostro operato, sull'importanza di quello che facciamo, sul significato e sulle modalità del nostro operato sul territorio per i diritti, che i diritti negati non siano più diritti negati, ma diritti che possano diventare invece diritti rispettati un'altra volta. E sono tanti nella nostra quotidianità.